2006, 2007, 2008, il futuro nasce a Treviso, nasce il 13 settembre 2013. Per questa grande tifosa mia, per questo aver Treviso, i piccoli amici, classe 2006, 2007, 2008, il Treviso nasce con loro, nasce per i Piccini 2003, 2004 e 2005. I Piccini del Treviso Calcio. E poi gli esordienti, classe 2001-2002, i giovanissimi, classe 1999-2000, e dopo i giovanissimi, gli allievi 1997-1998, il Treviso Calcio del futuro, bianchi celesti. Classe 2006, 2007, 2008, Puccini 2003, 2004, 2005, esordienti 2001-2002, giovanissimi 99-2000, allievi 97-98, ancora un applauso per il futuro, per il Franza, per il bianco celeste. E insieme a questi altri quadri tecnici, gli altri allenatori, prima della presentazione ufficiale della prima squadra, Umberto Salamone, ex calciatore del Treviso, Otello De Piccoli, Massimo Begotto, Andrea Boscolo, ex calciatore del Treviso, Michele Perali, Andrea Tonetti, preparatore di portieri Giuseppe Massolina. A voi il football AC di calcio Treviso e tre Fogarelli. Ecco, il settore giovanile del Treviso è schierato e per la prima squadra direi di iniziare con lo staff sanitario, con il massaggiatore Franco Berto e il medico sociale Angelo Padoan. Lo staff tecnico del nuovo Treviso, il preparatore dei portieri, un grande ex dei colori bianco celesti, Tito Tonella, allenatore dei juniores e anche vice allenatore della prima squadra è Stefano Realini, il mister della prima squadra, anche lui un grande ex bianco celeste, Simone Pievanelli. I loro protagonisti, la prima squadra della AC di Treviso 2013-2014, portieri, proveniente dalla Pordenone, Carlo Bortolin, dal Pordenone, e ex Berretti Treviso, Nicola Vincenzi. Reparto della difesa, formato da, proveniente da Pisa,
Matteo Ton. Arriva dalla Concordia Antonio Alfonti. Nicola Pillon, proveniente dal Ponzano Veneto, Alberto Bazzan, proveniente dalla Giorgione sempre per la difesa, Gianluca Pilotto, compagno di squadra del nuovo arrivato José Lacannina. E dove il centrocampo proveniente dalla casale Francesco Di Pisco, dalla Sacinose Gianluca Del Papa, proveniente dall'Unione Pro Marco Giuliato, proveniente sempre dalla Berretti della Treviso Nico Zio, e infine dal centrocampo sempre della Berretti Treviso Gregorio Livotto. Ed ora il reparto avanzato, l'attacco con Messa, Ricordo e dal fondo con Luca Dalla Compare. Inoltre ancora dalla Veneto Treviso Zollei. Questa è la rosa del Treviso, AC Treviso 2013-2014. Un applauso per i protagonisti della prossima stagione, AC Treviso. Forza Santiago di Sotire, il supporto del Treviso Calcio. Simone Piavarelli, il club supporter, la corsia trevigiana, il cuore bianco azzurro e bianco celeste. Piavarelli, sempre come ti chiamano, è sempre il nuovo trappola trevigiana, una notte magica, un'entrata bella. Abbiamo visto come hai giocato domenica, abbiamo visto come stai facendo squadra. Qualcosa per domenica, ma soprattutto cosa pensi di questa città che ti sente contare, sentiremo che Triangolo è già serio Treviso Calcio. Sicuramente contento, ringrazio tutti i partecipanti presenti e posso confermare che daremo l'anima per il Treviso Calcio, questo sicuramente. Grazie a tutti.